Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Questa sera avremo una conferenza singolare che terrà il dottor Maurizio Scarpa, che è direttore del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare del Friuli Venezia Giulia, e anche molto altro, ma sarebbe troppo lungo elencarlo. Dico singolare perché ci fornirà una visuale particolare di un'opera d'arte. Un'opera d'arte normalmente viene valutata e interpretata da storici dell'arte, diciamo nella normalità. A volte però viene valutata anche da altri specialisti. C'è chi, non so, uno stilista di moda valuta certi quadri per i vestiti, un naturalista può guardare i paesaggi, un architetto può guardare l'architettura nella quale molto spesso i pittori hanno inserito i loro personaggi. Ci sono vari modi. Quello di questa sera però è del tutto singolare. Perché il dottor Scarpa interpreterà il quadro dicendoci se e quale malattia rara aveva quel personaggio raffigurato nel quadro. Quindi un'indagine molto molto delicata e anche credo molto complicata, ma staremo a sentire. Quello che mi preme invece è evidenziare che questa nostra conferenza, e credo sia anche l'intento del dottor Scarpa, è quello di ricordare la giornata dedicata alle malattie rare, che è esattamente oggi, e proprio questa sua declinazione, interpretazione dei quadri ci fa capire che le malattie rare non sono, perché ci sono sempre state nel corso dei secoli, e ci aiuta, dicevo, anche a portare l'attenzione a questo tipo di malattie molto spesso non conosciute dagli stessi anche medici che intervengono, mal curate o curate tardi, con delle gravissime conseguenze per le persone, perché ci sono molte persone che sono affette, perché rarità non vuol dire che ci siano poche persone che sono portatori di questa malattia. E quindi anche l'Ateneo, come ha già fatto in un'altra occasione, si unisce a questa attenzione verso questo tipo di malattie. Abbiamo avuto un evento molto bello e anche molto, devo dire, commovente in Ateneo qualche tempo fa, in cui abbiamo avuto una ragazza che ha fatto da modella, indicando proprio nel proprio corpo tutte le malattie che poi in molti casi non si vedono, per cui tu non hai neanche, cioè credi di rapportarti ad una persona perfettamente sana, invece dietro c'è una malattia fisica, una sofferenza psichica notevolissima che non traspare e della quale noi magari con la quale non riusciamo a fare i conti. Quindi grazie al dottor Maurizio Scarpa per la conferenza di oggi, ma anche per tutto quello che fa in questo campo. Tra l'altro noi siamo onorati perché è anche un nostro socio, e adesso sono molto curiosa di vedere che cosa ci racconti. Grazie. Beh, grazie mille. Grazie intanto alla Presidente per aver trovato lo spazio proprio nella giornata giusta, perché oggi, come abbiamo detto, è la giornata delle malattie rare, il 29 di febbraio, perché il 29 di febbraio è un giorno che capita ogni 4 anni. Si dice anno bisesto, anno funesto, le malattie rare hanno parecchio roba di funesto, per cui insomma è anche giusto come data, però diciamo si vuole un po' sfatare questo discorso delle malattie rare appunto come malattie che nessuno cura o malattie che non hanno speranza.
E quindi oggi praticamente è l'ultimo giorno di un mese nel quale abbiamo avuto vari tipi di eventi. Anche ieri avevo un evento a Udine, io lavoro a Udine, abbiamo avuto sabato un altro evento con le associazioni, quindi diciamo siamo stati a Napoli, oggi c'era anche un evento a Roma, diciamo proprio su questo, quindi sulle malattie rare si comincia a parlare. Si comincia a parlare, ma non so se si parli troppo o troppo poco. Nel senso che quando si fanno questi interventi, queste relazioni, si va o da una audience estremamente numerosa a un audience molto particolare, molto ristretta. Allora non si capisce, noi che siamo del settore stiamo studiando un pochettino esattamente cosa dobbiamo fare per comunicare le malattie rare. Allora, io ho pensato che probabilmente, anche per attrarre un po' l'attenzione sulle malattie rare, non è sempre, diciamo, necessario parlare delle singole malattie, ma piuttosto cercare di far vedere che siamo tutti rari, lo siamo sempre stati e lo anche diventeremo man mano che magari invecchiando o per qualche tipo di patologia noi avremo bisogno del medico più, diciamo, del necessario. Quindi cercare un attimo di vedere, di approcciare le malattie rare in una maniera totalmente diversa. Quindi io oggi farò un percorso in 3 tappe. La prima tappa intanto per capire di cosa stiamo parlando, la seconda esattamente quello che hai detto tu, la terza è vedere cosa stiamo facendo per questo tipo di malattie, come siamo organizzati e farvi vedere che dietro a un malato raro c'è un'organizzazione che è enorme, molto dispendiosa a volte, ma che ha preso il settore delle malattie rare in maniera molto seria, sia dal punto di vista, diciamo, sociale, che dal punto di vista politico, che dal punto di vista medico. Quindi spero che vi interessi, perché questa, diciamo, è la prima volta che faccio un quadro di questo tipo. Ho preparato apposta questa cosa per questa serata. Allora, intanto, che cos'è una malattia rara? La malattia rara, ovviamente dal nome, è una malattia che non è comune. Noi siamo abituati a parlare di malattie di Parkinson, di malattia di Alzheimer, di Huntington, di sclerosi multipla, quindi malattie che vengono comunicate e o di SLA, che sono, diciamo, molto, molto facili anche da ricordare. Però le malattie umane sono circa 60.000, di queste circa 7.000 sono malattie rare e colpiscono meno di una persona ogni 2.000. Dal punto di vista, diciamo così, mnemonico, possiamo pensare che se noi siamo, adesso che non c'è più il Covid, in un autobus affollato, siamo sicuri che almeno 4 persone hanno una malattia rara. Se sono circa 100 persone, 90 persone, 4 hanno una malattia rara. E è statisticamente dato il fatto che una persona nel mondo ogni 18 ha una malattia rara. Quindi sono malattie rare singolarmente perché la loro penetranza è, diciamo, molto bassa, ma nell'insieme colpiscono circa il 6-8% della popolazione. Le malattie rare sono, diciamo, letali, perché non si guarisce da una malattia rara. Vedremo che ci sono delle varie forme di terapia, però, diciamo, non è che ci sia una cura come l'antibiotico per la broncopolmonite. Sono malattie letali e progressivamente debilitanti. Come abbiamo detto, sono circa dalle 6 agli 8.000, però sono malattie in aumento, cioè ogni anno ne vengono conosciute, scoperte o vengono diciamo abbinate a difetti genetici circa 250 malattie all'anno. Abbiamo detto che colpiscono meno di una persona ogni 2.000, globalmente il 6% della popolazione, quindi soltanto in Europa abbiamo dai 30 ai 35 milioni di pazienti, e sono malattie ereditarie nell'80% dei casi. Quindi l'80% dei casi si nasce con una malattia rara che può manifestarsi a livello del neonato oppure può manifestarsi a 30, 40,
50 anni io ho fatto diagnosi di malattie rare in un paziente di 85 anni, che aveva una forma molto sfumata, ma che era una vita che andava in cerca di capire perché stava male a tratti. Il problema grosso è che di queste malattie moltissime colpiscono il sistema nervoso centrale in vari tipi di manifestazione, dalla più sfumata alla più debilitante, da quella che può essere progressiva nel tempo a quella che colpisce il bambino nei primi 2 o 3 giorni di vita, comunque sempre in maniera progressiva. E queste malattie nel 50% dei casi colpiscono i bambini. Io sono un pediatra, sono cresciuto con l'idea che le malattie rare fossero solo pediatriche. Diciamo che nel corso degli anni, sono circa 40 anni che mi occupo di malattie rare, ho capito che effettivamente le malattie rare sono diagnosticate in maniera a volte ritardata e possono colpire anche gli adulti. Nella selezione del mio centro ho circa il 60% di adulti colpiti da malattie rare e il 40% di bambini colpiti da malattie rare. Il problema più grosso è che il 35% delle morti del primo anno di vita sono dovute a una malattia rara e il 30% dei bambini che muoiono prima dei 5 anni muore per una forma di malattia rara. E un grosso problema è che il 95% delle malattie rare non hanno alcuna terapia, per cui c'è bisogno estremo di uno sviluppo di nuove terapie e quindi anche di farmaci. Le malattie rare sono invisibili? Sì, sono invisibili perché, come ho detto, il ritardo medio di una diagnosi di malattia rara è dai 6 agli 8 anni. E l'altro anno, in una riunione alla quale ho partecipato, abbiamo costruito questo monumento invisibile, perché è un monumento con un piedistallo e sopra ci dovrebbe essere il paziente con la malattia rara, che essendo invisibile perché le malattie rare non vengono insegnate nei corsi di studio di medicina, non vengono insegnate nei corsi di specializzazione, e gli specialisti di malattie rare, come posso essere io, un medico del 1900, si sono formati sui pazienti. Cioè io ho sempre lavorato esclusivamente sulle malattie rare, però nessuno me le ha insegnate. Cioè io ho imparato quasi come tradizione orale da maestri che sapevano di malattie rare, ma che avevano imparato a loro volta da altri. Adesso si sta cambiando e vedrete che come stiamo cambiando, ma diciamo che finora i malattie rare sono veramente invisibili. E effettivamente, come spesso succede, le malattie cominciano ad essere note solo quando colpiscono qualcuno di famoso. È molto, facile abbinare anche questo caso. Lou Gehrig, che era un grossissimo campione di baseball degli anni 30, che ancora è famoso per questo, è morto in 3 anni. È morto in 3 anni e per la prima volta, si è parlato nel New York Times di una malattia rara, perché è una malattia che nessuno sapeva diagnosticare, che poi si è scoperto essere stata la SLA. Quindi nel 1930 c'è stata, la pubblicazione di presenza di malattie rare, proprio perché c'è stato questo paziente famoso che era Lou Gehrig, che è passato in 3 anni dal massimo fulgore sportivo, quindi una persona estremamente capace, potente e molto nota, ad essere un paziente con la SLA, che purtroppo sappiamo essere una malattia letale ancora oggi e assolutamente debilitante e progressiva, che porta ad un incarceramento in un corpo che non si muove più. E il problema grosso è l'odissea delle malattie rare, nel senso che effettivamente, come ho detto, ogni paziente in media passano circa 8 anni al meglio, vanno almeno da 8 medici, da 4 specialisti se gli va bene, ricevono dalle 2 alle 3 diagnosi sbagliate con relative terapie. E questo è ancora adesso nel 2024 il destino di questi pazienti. Ma perché? Perché, come vedete in questa diapositiva, le malattie rare possono essere, tra virgolette, meno rare, come la sindrome di Down. Penso che tutti conosciamo la trisomia 21, che siamo abituati a vedere e quindi diagnostichiamo anche noi stessi senza essere medici per strada. Però è anche vero che
malattie come la Charge, piuttosto che l'Angelman, piuttosto che la Marshall-Smith, hanno bisogno di essere conosciute, e il medico, che dovrebbe sapere tutto, non sa tutto e conosce solo, cioè identifica, diagnostica solo quello che conosce. Se uno non ha mai visto un Rubinstein-Taibi o una Cornelia de Lange o una Marshall-Smith, non la diagnosticherà mai, perché sono malattie che non si vedono per strada, sono malattie che non si insegnano, e di conseguenza i pazienti vedono che c'è qualcosa che non va. Molto spesso, o quasi sempre, la famiglia ha già fatto diagnosi, perché magari confronta il bambino con il nipote, confronta il bambino con l'altro bambino che hanno, vedono che c'è qualcosa che non va, vanno dal pediatra o dagli adulti vanno dal medico di base, e questo dice: aspettiamo, vediamo, facciamo qualche esame e intanto capiamo. Non abbiamo ancora, e per questo stiamo lavorando, il sospetto di avere un qualcosa di diverso rispetto a quello che noi vediamo sempre, e quindi la capacità di mandare questi pazienti in un centro specializzato che a questo punto fa diagnosi. Fa diagnosi purtroppo non di tutto, perché come vedete qui ci sono circa ancora il 30-40% di malattie che noi stessi, che lavoriamo ormai sulle malattie rare da tanti anni, non riusciamo a diagnosticare. Quindi c'è ancora un capitolo enorme di malattie che noi abbiamo definito ultra rare, con questo aggettivo che è un po' un paradosso, perché raro è raro, non può essere una cosa più rara o un'altra meno rara. Comunque noi abbiamo detto ultra rara perché siamo ancora incapaci nel diagnosticare queste malattie. Il problema di queste malattie è che ogni volta che c'è un bambino affetto vengono coinvolte almeno 4 generazioni: i nonni, i genitori, i fratelli e eventualmente i figli del paziente. Quindi nell'ambito di quello che può essere uno studio da fare, un bambino affetto coinvolge almeno 4 generazioni. E la differenza tra una malattia rara e una malattia comune è che generalmente la malattia comune ha un sintomo, è una malattia che di solito viene diagnosticata da un medico e nella peggior situazione è affrontata in un ospedale. La diagnosi è frequente perché i medici sanno di cosa si tratta, c'è una cura e c'è una guarigione. Nella malattia rara invece le malattie rare colpiscono tutti gli organi dell'organismo, compresi i capelli. Una malattia per questo ha bisogno di tanti medici, quindi di gruppi multidisciplinari. Molto spesso questi gruppi si trovano in ospedali diversi. Come abbiamo detto, c'è una diagnosi soltanto nel 70% dei casi e una cura nel 30% dei casi, quindi c'è una grandissima fascia di bambini e di adulti ai quali noi diamo una diagnosi senza poter fare altro che una terapia di tipo palliativo. E comunque una malattia rara è una malattia cronica, perché non si guarisce da una malattia rara nel vero senso della parola. Si possono ostacolare i sintomi, si curano i sintomi, ma eventualmente il difetto genetico rimane. Quindi c'è bisogno di tutta una serie di specializzazioni e il medico, di solito metabolista o genetista, è al centro di questa grande famiglia, perché poi il rapporto con i malati rari è molto particolare. Il malato comune viene curato e non va più dal medico, il malato raro entra a far parte della famiglia del medico e il medico entra a far parte della famiglia del malato raro. Io vado alle comunioni, ai matrimoni, ai funerali dei pazienti che vedo da 25, 30, 35 anni. Quindi io e la mia famiglia, perché c'è mia moglie ed è testimone del fatto che siamo andati molto spesso. Quindi si entra a far parte di pazienti particolari e speciali. Allora, detto questo, potrebbe essere già abbastanza per dire ok, bisogna studiarle, ma sono malattie rare, sono probabilmente, visto che c'è stato un abbinamento nel 1930, malattie piuttosto moderne, abbiamo ancora bisogno di sapere cosa sono le malattie rare. E quindi quello che ho cercato di fare in questa seconda parte è vedere se effettivamente le malattie rare sono malattie del 1900 o no. E ho scoperto che, ad esempio, già nel Neolitico, quindi il 4620 prima di Cristo, c'è stato un signore che è morto di una malattia che vediamo ancora adesso, l'osteopetrosi. Questa è una malattia dello scheletro, è una malattia devastante perché praticamente salda queste ossa in maniera perenne, fin da bambini molto piccoli,
ha un ispessimento osseo, come vedete in queste figure originali del 4600 a.C., dove c'è questa teca ossea molto molto spessa, una trabecolatura che invece di essere bella aerata è piuttosto spessa, e ci sono questi segni di fratture multiple che questo paziente ha avuto, e con delle distorsioni dell'osso e delle modificazioni proprio dovute alla modificazione dell'osso durante la vita di questo ragazzo, perché questo ragazzo è morto tra i 20 e i 30 anni, cosa che succede ancora oggi purtroppo a questi pazienti, che sono esattamente la fotocopia di un paziente del 4600 a.C. che ha gli stessi problemi, solo che è più fortunato perché mentre una volta non c'erano protesi, almeno adesso si possono fare degli interventi, come vedete, di protesi di anche, di protesi di femore e di tibia, e quindi si possono trattare anche le articolazioni e la deformità, però si deve trattare molto, molto velocemente, perché quando queste ossa si fissano particolarmente a livello del cranio possono essere da dare dei problemi molto molto importanti. Quindi, come vedete, se uno va a vedere bene, queste malattie sono sempre state presenti fin dalla storia dell'uomo. Noi studiamo le malattie rare adesso su libri. Pensavamo fino a poco tempo fa che le enciclopedie con le malattie rare, i libri specializzati sulle malattie rare fossero del nostro secolo, e invece è stato scoperto che già nel 1581 il medico Dodonei, Ramberto Dodonei, un medico belga, aveva pubblicato questo libro. Era un medico nel Cinquecento, molto abituato alla terapia ovviamente vegetale, e lui aveva già cominciato a trattare 200 malattie che sono ancora usate da noi, cioè che hanno già la stessa denominazione che noi usiamo. Ha cominciato a trattarle con le piante, e stranamente questo tipo di piante che lui usava noi le usiamo ancora adesso come principi farmacologici, perché sono tutte piante antinfiammatorie, e la maggior parte dei malati rari, almeno di quelli metabolici che curo io, molta parte delle loro problematiche è dovuta come effetto secondario a dei fenomeni di infiammazione che vengono generati da sostanze tossiche. E lui ha identificato queste malattie e ha anche proposto delle terapie che noi ancora adesso utilizziamo in maniera chimica, in maniera più industriale, ma Ramberto Dodonei è stato precursore nell'aver identificato queste malattie rare e averle classificate. Quindi il primo testo è già del 1581. Non sono malattie genetiche che colpiscono soltanto determinate fasce di popolazione. Enrico VI è, sappiamo la storia di Enrico VI, un re particolarmente volubile, particolarmente schivo, depresso, un re che non riconosceva mai le persone che aveva davanti, quindi aveva delle forme di demenza giovanile piuttosto che di amnesia, aveva dei disturbi dissociativi, aveva delle forme di schizofrenia, e è stato scoperto che questo era dovuto ad un difetto genetico che era presente ad una duplicazione del cromosoma 15. E ovviamente, pur non avendo un fenotipo particolarmente, suggestivo di una malattia, questa era una malattia che aveva modificato e anche causato molti problemi alla popolazione inglese. Ed era nonno materno di Carlo VI, che vedremo anche lui non era preso bene. Tra l'altro vi mostro questa fotografia perché, per dire una cosa, le malattie rare non sono malattie che si caratterizzano per segni e sintomi particolarmente evidenti.
ma sono malattie che hanno segni e sintomi assolutamente comuni con le malattie più comuni. Quindi per fare le diagnosi bisogna avere un sospetto e bisogna saper mettere insieme come un puzzle, diciamo, tutti quanti i pezzi. E questo, diciamo, è sicuramente una caratteristica che impedisce a volte la diagnosi delle malattie rare. Un altro, in una mostra che ho trovato, diciamo, nel mio viaggiare è appunto la presenza di questo pittore, che è il pittore che ha ritratto Enrico VIII, il cui quadro è all'interno della Galleria d'Arte Antica di Roma, Hans Holbein, che ha anche qui un segno, diciamo, abbastanza caratteristico per chi conosce, ma ha una palpebra che è più bassa dell'altra, esattamente come la miastenia gravis. Se uno poi va a vedere quello che è stata la vita di questo pittore, si rende conto che questo era un pittore affetto da miastenia gravis, riusciva a dipingere soltanto in alcuni momenti della giornata e ci voleva molto tempo perché riuscisse a muoversi. Questo ha condizionato molto la sua pittura, però comunque è riuscito a fare dei quadri eccellenti e ha fatto questo quadro di Enrico VIII. Penso che tutti conosciamo cosa ha fatto Enrico VIII. È stato uno dei re d'Inghilterra più, a dir poco, strani. Ha fatto decapitare una bolena, ha avuto 8 mogli, aveva il diabete, la sifilide, aveva un sindrome di Cushing e quindi era un problema di tipo cortisonico, aveva un mixedema, aveva un ipotiroidismo, però la cosa principale è che è stato visto che lui soffriva di questa sindrome di McLeod, che è una sindrome che causa tutte queste patologie. È una sindrome legata al cromosoma X e quindi viene ereditata dal lato materno, e una cosa che noi conosciamo adesso, medici moderni, è che questa è una sindrome che può dare tutte queste patologie, ma soprattutto dei problemi di tipo psichiatrico, con dei disturbi, non solo fisici, ma con anche a volte dei disturbi tali da creare, come è stato nel suo caso, relazioni e quindi anche decisioni, come è stato nel caso di far decapitare Anna Bolena. Quindi Enrico VIII effettivamente aveva questo tipo di patologia. Però le patologie non si vedono soltanto, dalle storie di questi pazienti, ma qui vedete in un autoritratto di Bruegel il Vecchio, che è stato comunque in grado di fare delle opere eccezionali, come ad esempio la danza dei contadini che è a Vienna, era affetto di distrofia miotonica. Vedete che il bello di studiare questo tipo di malattie attraverso iconografie è che noi vediamo i pazienti adesso e li conosciamo 500 anni fa, non cambia molto. Quindi quello che io dico ai miei studenti e a chi lavora con me è di guardare la gente come entra quando si fa la visita in ambulatorio, come si muove, come è fatta, come respira, che tipo di aspetto ha, perché come ho detto, i segni e i sintomi non sono patognomonici, ma possono dare un'idea su quello che è, la malattia stessa. Questi 2 pazienti a 500 anni di distanza hanno la stessa malattia, come vedete. Questa è una malattia intanto autosomica dominante, lo sappiamo adesso, quindi è una malattia che progredisce in tutti coloro che portano queste mutazioni e hanno una patologia dei muscoli volontari e involontari, hanno una debolezza, una forma di miotonia. La diagnosi ovviamente è sul fenotipo ma anche sul DNA, ed è una malattia che per la quale non c'è ancora alcuna terapia. La cosa interessante è che si possono trovare malati rari un po' dovunque. Qui è la Camera degli Sposi del Mantegna, che ovviamente è notissima a Mantova. È una camera dipinta in tutta la sua superficie, e se uno guarda attentamente questo dipinto, vede che c'è una donna adulta piuttosto piccola, con delle fattezze
diciamo molto particolari, con delle macchie, e qui devo dire la verità, abbiamo facilmente una diagnosi e abbiamo facilmente la possibilità di sbagliare diagnosi. Questa è una diagnosi di acromegalia, di acondroplasia, una condroplasia, quindi un difetto, diciamo, dello sviluppo delle ossa, e queste macchie possono essere diciamo indice di un'altra patologia cutanea, che è la neurofibromatosi, perché le macchie a caffè latte possono essere indice di neurofibromatosi. Però a un'analisi più attenta di queste macchie si vede che sono delle muffe, quindi bisogna stare un po' attenti nel cercare di diagnosticare, e questo può succedere anche a noi medici. Cioè, noi siamo sicuri che determinate cose siano legate a una patologia, poi magari possono essere anche altre cose. Però questa è una patologia che noi siamo abituati a vedere anche ai giorni d'oggi, perché se qualcuno vede la televisione, questa attrice è una di quelle affette da una acondrodisplasia. Quindi per adesso c'è una terapia recentissima per la quale, diciamo, questi soggetti possono crescere. Altre patologie rare di famosi diciamo artisti o politici: Niccolò Paganini e Abramo Lincoln. Niccolò Paganini sappiamo che, diciamo, aveva un'estensione manuale che gli permetteva di fare all'epoca pezzi che erano stati scritti dal diavolo. Era una persona, diciamo, molto alta, con un naso aquilino, diciamo era dinoccolato, aveva problemi cardiaci che gli impedivano qualche volta, insomma, di fare viaggi anche prolungati, ed è morto per un problema cardiaco. E vedete, questa è una fotografia, un daguerrotipo del 1800, e vedete che la sua estensione, questo è un violino normale, è veramente enorme, e lui era in grado addirittura, mentre suonava, di accordare il violino in maniera diversa, in maniera che il violino stesso potesse fare delle estensioni diverse. E Abramo Lincoln, tutti sapete, c'è quella famosa statua diciamo a Washington con Abramo Lincoln sul trono. Ecco, quella è una statua che indica le dimensioni dell'uomo rispetto, diciamo, a dove si sedeva. Era una persona di oltre 2 metri e aveva una dissecazione, morto per una dissecazione, morto ucciso, ma aveva dei problemi di dissecazione d'aorta. Quindi questa è una patologia che adesso noi possiamo curare, che si chiama sindrome di Marfan, è una patologia tra il metabolico e il genetico, della quale noi ormai conosciamo tutto, e che ovviamente aveva colpito questi due diciamo, personaggi così importanti. Poi un'altra diciamo, malattia, o comunque chi ha avuto una malattia importante, è stata quella di Henri Toulouse-Lautrec, che aveva un passato storico importantissimo. Lui era un diretto discendente di Carlo Magno, quindi una famiglia molto nobile, abituata, diciamo, a guerre, abituata a virilità, abituata, diciamo, quindi ad avere discendenze particolarmente prestanti. E Toulouse-Lautrec purtroppo era alto 1,20 m, si fratturava molto facilmente, aveva delle mani tozze che non mostrava mai, era molto miope ed era sempre stato vessato dalla famiglia proprio perché era considerato, diciamo, una persona diciamo non degna della famiglia. Però dal punto di vista artistico è stato in grado di fare questi quadri meravigliosi. A 13 anni si è rotto il femore sinistro dopo una caduta, e poi un'altra volta, sempre a 14-15 anni, si è rotto molto spesso. E questa malattia è una malattia lisosomiale, è una malattia che si chiama picnodisostosi, è una malattia che è causata da una malattia genetica che dà un accumulo nelle sostanze, che si accumulano nelle ossa, negli organi, e compromettono la vitalità di questo organo. È morto a quasi 50 anni, 40 anni,
scusate, e ha avuto una vita veramente molto difficile proprio perché era molto limitato nei movimenti. A volte avere una malattia rara però è anche un vantaggio, perché bisogna pensare che se poi uno va a vedere perché ci sono questo tipo di malattie, perché c'è il DNA che muta in continuo, diciamo che il mutare del DNA è una cosa fisiologica, perché noi pensiamo alle molecole di DNA come una cosa fissa, mentre il DNA è in continuo movimento, tanto che a volte i pezzi di DNA che si staccano da una parte all'altra si incontrano e causano tumori, causano vario tipo di patologie non ereditarie ma determinate geneticamente. Diciamo che in alcuni casi come questo il fatto di avere una mutazione del DNA può dare un vantaggio, nel senso che l'anemia falciforme, che è una malattia genetica ereditaria dell'emoglobina, che è l'elemento fondamentale dei globuli rossi che lega l'ossigeno, diciamo, dà la forma dei globuli rossi a falce, a mezzaluna, e quindi questi vengono distrutti perché passano male nei capillari, però chi ha questo tipo di malattia resiste alla malaria. E tanto è vero che nelle popolazioni dove ci sono appunto dove c'è molta malaria, questo tipo di mutazioni è particolarmente frequente. Quindi il fatto di avere delle mutazioni che danno malattie rare a volte è protettivo nei confronti di patologie anche acquisite. E questo è stato studiato in tutte le zone malariche. Questo tipo di malattia, l'anemia falciforme, è particolarmente presente. Ci sono poi malattie che corrono nelle famiglie. Questo è il caso più famoso, i discendenti della regina Vittoria, che come vedete qui da questa immagine, quando il quadratino è tutto pieno vuol dire che il soggetto è malato, quando invece è a metà vuol dire che è portatore. Se voi vedete, i soggetti che sono affetti dalla malattia sono maschi che derivano da femmine portatrici. E questa è una malattia legata all'X, vuol dire che in questo caso viene ereditata dal cromosoma X materno, che non è affetto, la mamma non è affetta perché ha l'altro X, mentre il maschio, che ha l'unico X che porta alla mutazione della mamma e che quindi viene espresso dalla malattia, e è una malattia appunto simile a quella che può essere la distrofia muscolare di Duchenne. E difatti nello studio dei discendenti della regina Vittoria ci sono libri di storia che proprio identificano i pazienti e le portatrici di questa malattia. Questa è una malattia, è l'emofilia, è una malattia frequente, diciamo che nel mondo ci sono 400.000, frequente nella sua rarità, ci sono 400.000 pazienti, 4.800 all'anno, 4.800 pazienti sono in Italia. È una malattia che prima veniva curata solo con frequenti trasfusioni di sangue, adesso invece si può fare una terapia genica e quindi curare questa malattia che poi non necessita più di frequenti infusioni di sangue. Diciamo che andando avanti nel tempo nella raccolta così di casi, altri casi frequenti sono ad esempio quelli di John Kennedy. John Kennedy aveva una malattia rara, aveva il morbo di Addison. Se lo vedete bene, purtroppo si vede sempre tutto in bianco e nero, però in alcuni ritratti a colori che ci sono di lui, vedete che è sempre molto tinto, è molto scuro di pelle, che è tipico di questa patologia. È comunque una patologia adesso curabile e colpisce, è dovuta a una insufficienza delle surrenali, che sono delle ghiandole sopra ai reni che producono cortisone, e può portare a crisi
con collassi cardiovascolari, problemi diciamo anche ormonali di altro tipo di ormone, e l'unica cura è appunto la somministrazione di idrocortisone. Questo può dare dei problemi importanti anche umorali, tanto che si abbinano diciamo alcuni scatti umorali che Kennedy aveva a quando si doveva fare questo tipo di terapia proprio per continuare a vivere. Quindi io vi ho fatto un pochettino questa carrellata per farvi vedere che effettivamente le malattie rare sono sempre state da noi. Ho scelto personaggi famosi per farvi vedere che effettivamente sono molto democratiche, non colpiscono soltanto diciamo la povera gente, e sono effettivamente delle malattie per le quali dobbiamo avere attenzione. Effettivamente diciamo che negli ultimi 30 anni queste malattie sono state conosciute e sono state nobilitate. Nobilitate perché in Commissione europea pazienti affetti da malattie rare sono andati dai parlamentari e hanno detto: noi non siamo pazienti di serie B, siamo pazienti come tutti gli altri e dobbiamo curarci. E questo diciamo ha dato inizio a un'organizzazione a livello europeo partita nel 2004 proprio da parte dei pazienti, che hanno richiesto alla Commissione europea di creare una legge specifica per questo tipo di pazienti, e soprattutto fare in maniera che i pazienti da un paese potessero andare all'altro in cerca di diagnosi, proprio perché ho detto diciamo la diagnosi non è una delle cose più difficili per questo tipo di malattia. Quindi è stata creata nel 2011 una direttiva transfrontaliera che permette ai pazienti di trasferirsi a spese del proprio Stato negli stati in cui ci sono possibilità diagnostiche o terapeutiche. E diciamo in questa legge c'è stato un articolo molto visionario che per combattere proprio le malattie rare imponeva all'Europa di raggruppare in reti tutti i centri di eccellenza che si occupavano di malattie rare, questi famosi network di riferimento europeo. E nel 2017 sono state lanciate 24 reti di riferimento europeo che connettono diciamo gli ospedali più importanti in settori che curano malattie per determinati organi e sistemi. Quindi ci sono reti per delle malattie rare del polmone, del cuore, piuttosto che del fegato, piuttosto che delle malattie metaboliche dello scheletro. E questi sono stati diciamo dei network particolarmente di successo, che non erano mai stati inventati prima di nessuna parte del mondo, che nel giro di un anno hanno permesso di prendersi carico e di curare tutte le 6-7 mila malattie. Qui vedete diciamo gli acronimi delle varie reti. Qui ci sono i coordinatori di queste reti. Io ne coordino una che è quella metabolica, e in Italia ce ne sono altre due, una per lo scheletro e una per l'apparato reumatologico. E vedete 3 siamo coordinatori italiani, 8 olandesi, eccetera. E queste reti sono state inventate proprio per quello che vi dicevo prima. Queste malattie rare hanno bisogno di rete, hanno bisogno di persone che si parlano e di persone che fanno esperienze insieme. Tanto è vero che adesso abbiamo creato una rete di ospedali di circa 1600 unità su 400 ospedali in tutta Europa, tutti i 27 paesi, che si parlano tra di loro e quindi accelerano, questo è lo scopo, i tempi di diagnosi, ma soprattutto sviluppano terapie nuove. Il concetto è molto semplice: si parte da un rapporto molto stretto tra il paziente e il clinico, cioè tutte queste reti ruotano intorno al rapporto medico-paziente e coinvolgono tutti i cosiddetti portatori di interesse, o in inglese stakeholder, che sono necessari per le malattie rare, quindi i ricercatori, piuttosto che gli esperti in sanità pubblica, piuttosto che i ministeri, piuttosto che tutti gli ospedali periferici, il territorio
perché i medici di base ovviamente sono coinvolti nella terapia di questi pazienti, e non ultimi chi deve pagare le terapie. In Italia noi abbiamo, siamo un paese particolarmente fortunato, perché nel 2001 c'è stato, per la prima volta in Europa, è stata pubblicata la rete delle malattie rare, la legge sulle malattie rare, che prevede in ogni regione un centro di coordinamento regionale che fa capo, a ogni capoluogo di regione, e all'interno di queste regioni ci sono reti di ospedali che vengono coordinati dal centro regionale. Io coordino il Friuli Venezia Giulia e abbiamo una rete formata da 16 nodi che coinvolgono praticamente tutti gli ospedali e distretti della regione. Quindi queste reti adesso si sono sviluppate in maniera molto capillare a livello di ogni regione, proprio come si pesca, cioè queste reti devono pescare i pazienti con le malattie rare. L'importanza poi delle malattie rare è stata ulteriormente, complementata o perfezionata in una legge sempre italiana del 2021 che ha allargato, l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare, ha aumentato i benefici di terapia ai pazienti, tanto che addirittura l'ONU nel mese di dicembre del 2021 ha fatto una delibera, una cosiddetta risoluzione, che riconosce come malati speciali gli oltre 300 milioni di persone che sono affette da malattia rara. Quindi dall'invisibilità si sta cominciando ad avere una visibilità sempre più ampia. E le reti che vi dicevo sono reti molto molto complesse, cioè queste sono reti che appunto vi fanno vedere la capillarità all'interno dell'Europa. Io coordino 101 ospedali in 27 paesi, curiamo qualcosa come circa 1470 malattie, ci sono circa soltanto come medici 3.000 medici coinvolti in questa rete. E quello che è importante è che noi, come adesso, abbiamo la possibilità attraverso queste reti di prenderci cura di qualsiasi bisogno del paziente, dallo screening, la diagnosi, piuttosto che aiutare i pazienti anche a crescere nella consapevolezza della loro malattia, a darci un aiuto per farci capire di che cosa hanno bisogno, ma soprattutto cosa vuol dire vivere con la malattia a casa, e soprattutto far capire come aiutare anche la famiglia. Il 30% delle famiglie di pazienti affetti da malattie rare si rompono per motivi di colpa, per motivi di incapacità di gestione, e quindi rappresentano un problema molto importante dal punto di vista sociale. E per ogni 4 euro di spesa pubblica in sanità in Italia, 1 euro è pagato di tasca dalla famiglia, quindi il 25% delle spese dei pazienti affetti sono ancora a carico della famiglia, e questo è un problema che si deve affrontare. Per questo c'è stata la giornata delle malattie rare, che è stata proprio iniziata dai pazienti nei primi anni 2000 e che ogni anno, o il 29 o il 28 di febbraio, vuol fare parlare di malattie rare a livello mondiale. Stiamo lavorando molto sulla educazione dei medici. Questo è un programma che nella nostra rete abbiamo sviluppato proprio per permettere a studenti, a medici, a infermieri, a pazienti di conoscere questo tipo di malattie. Abbiamo creato un corso gratuito, al quale ci si può registrare, nei quali è un corso accreditato, dove ci sono crediti quindi per gli studenti va benissimo, e ognuno di questo modulo ha una serie di lezioni che poi possono essere anche utili per l'università. Questo per dare almeno una base dal punto di vista conoscitivo di quello che sono le malattie rare, e approcciare i pazienti non come ho fatto io, nudo e crudo di esperienza, ma almeno con una base chimica e biochimica. Abbiamo soprattutto sviluppato lo screening neonatale. Per le malattie rare adesso per molte si possono fare screening neonatale, e anche quindi individuare le malattie prima che si manifestino, cercare quindi di curare la malattia prima che questa causi delle
problematiche non più curabili, e queste sono malattie, per adesso una cinquantina di malattie, però i progressi del genoma e della genetica sta portando sempre di più all'individuazione di malattie rare nei prime ore di vita, e quindi anche aiutare la famiglia a saper cosa fare nel caso la malattia sia grave, oppure aspettare di dare una terapia nel caso la malattia sia con delle caratteristiche tardive. Siamo il paese migliore in Europa, perché qui vedete una cartina d'Europa dove i numeri sono i numeri di malattie che vengono screenate nei paesi, ma lo devo dire con un po' di orgoglio, queste reti che noi abbiamo inventato stanno aiutando molto i paesi che non hanno ancora una cultura di screening, come ad esempio la Romania e la Lituania. Io l'altro anno sono andato dal ministro rumeno e parlato in Parlamento della Romania insieme al presidente della Società Internazionale degli Screening neonatali, e quest'anno abbiamo lanciato uno screening per la Romania di 35 malattie. Quindi vuol dire anche qui la connessione, il fatto di avere queste reti, mettere al servizio di chi ha più bisogno le esperienze importanti. Queste reti sono importantissime perché i nostri malati rari hanno dovuto soffrire del Covid, ma fare reti vuol dire proteggere i pazienti. Abbiamo pubblicato dei lavori nei quali abbiamo mostrato con il nostro network che la mortalità nei pazienti metabolici seguiti dalla nostra rete era di 1/10 rispetto alla mortalità generale dei pazienti Covid nei primi 6 mesi di Covid, quindi quando ancora non c'era vaccino. Il fatto di avere sul sito del nostro network tutte le informazioni nelle lingue originali, sapere indicare dove riferirsi al paziente e soprattutto saper cosa fare, che in questo caso era state a casa e non vedete nessuno, ha permesso di avere 1/10 della mortalità da Covid. E poi la campagna vaccinale che abbiamo fatto nei nostri ospedali hanno permesso di avere una capillarità proprio anche nella vaccinazione. Stiamo aiutando anche chi in questo momento ha grosse difficoltà. I coordinatori, abbiamo creato un network di coordinatori di rete che sta curando pazienti con malattie rare dall'Ucraina. 2 o 3 giorni fa abbiamo avuto un paziente che dall'Ucraina è stato trasferito in Polonia con una malattia metabolica importante e adesso verrà in Germania anche altri pazienti. Quindi queste reti sono importanti anche per affrontare questo tipo di problematiche. Ma queste reti sono importanti anche per le sfide prossime dell'innovazione tecnologica. Stiamo sviluppando, ad esempio, dei sistemi diagnostici basati sull'intelligenza artificiale. In Friuli Venezia Giulia abbiamo acquistato con dei fondi un supercomputer che adesso deve arrivare tra maggio e giugno. Faremo a giugno un grande evento nazionale sull'intelligenza artificiale e sulla medicina digitale, proprio perché il futuro è questo. Non avremo più medici come il sottoscritto che si è formato su pazienti e su libri, ma avremo medici che avranno bisogno di essere esperti di medicina, ma anche esperti di tecnologia digitale, quindi dei cybermedici, e adesso noi stiamo facendo dei corsi proprio per cercare di preparare i medici a saper utilizzare tutti i software di diagnostica, a fornire dati al computer in una certa maniera, in maniera che il computer possa utilizzare questi dati per fare diagnosi e non sostituirsi al medico, ma aiutare il medico nel sospetto di diagnosi. Noi abbiamo un progetto che è proprio fatto per identificare il paziente a rischio con altra diagnosi che invece ha una malattia rara. E non ultimo il discorso della terapia genica. Diciamo che la terapia genica sta adesso avendo, dopo circa 35 anni di studio, i primi effetti. Abbiamo delle patologie dell'occhio, abbiamo patologie ematopoietiche che adesso sono assolutamente curate. Abbiamo finalmente fatto degli studi molto importanti per una patologia immunologica per la quale i bambini dovevano vivere in una bolla
Adesso invece con la terapia genica possono vivere una vita normale perché il sistema immunitario non è compromesso. Quindi diciamo, per concludere, io spero di aver fatto in voi, di avervi fatto capire che le malattie rare sono malattie esattamente come tutte le altre, vanno studiate, vanno riconosciute, sono presenti tra di noi, sono sempre state presenti nella nostra storia e sempre lo saranno. E un concetto fondamentale è che studiare queste malattie che possono essere dette rare è anche importante perché possono fornire delle comprensioni per malattie più comuni. Noi abbiamo sviluppato, dico noi perché fa parte del gruppo di malattie lisosomiali del quale mi occupo, il nostro gruppo ha identificato dei problemi in alcune malattie rare che sono stati utili per curare il Parkinson, perché abbiamo visto che un difetto genetico, enzimatico, dava una forma di Parkinson che è stato trovato in pazienti con Parkinson. Quindi il fatto di studiare malattie rare può essere estremamente utile per studiare appunto malattie più comuni. Quindi è bene che ci sia questa giornata, che ci sia la collaborazione con le associazioni e che queste malattie siano sempre più diffuse, sempre più al centro della ricerca, perché sono non solo una necessità di salute pubblica, ma anche uno strumento proprio per un progresso della medicina in generale. Quindi ancora grazie per questa opportunità e se avete delle domande sono qua per cercare di rispondere. Prego. Sì, scusa, tu ci parli di Marfan, è tanto rara perché io ho scoperto pochi mesi fa, perché Grego ha parlato di aneurismi dissecanti, che sono una patologia tipica dei giovani che giocano a basket, perché hanno un fisico particolare, alto, ecco, sì. Quindi non è poi così tanto rara. Comunque rimane all'interno di quello che è la definizione. È una vita media piuttosto breve, dice. Sì. No, non è questione di questo, è proprio noi diamo l'epiteto di rara quando abbiamo dei numeri epidemiologici particolari. Il fatto di avere ancora una frequenza inferiore a una persona ogni 2000 fa appartenere queste malattie alla malattia rara. Ma ad esempio la malattia celiaca era considerata rara fino a poco tempo fa e man mano che si è studiato si è visto che non è assolutamente rara perché ad esempio colpisce una persona ogni circa 150. Quindi siamo in un capitolo in evoluzione. Un'altra malattia che era considerata rara è l'amiloidosi, che si manifesta con accumuli di amiloide nel polmone, nel cuore, nel cervello, più si studia, proprio perché le malattie rare adesso cominciano ad essere studiate ed essere anche di interesse industriale, e più cominciano, come dice lei, a trovarsi pazienti. E allora questo, man mano che i pazienti emergono, cominciano a cambiare i numeri statistici e fanno eventualmente raggruppare queste malattie non più rare, ma in malattie poco comuni, per non dire comuni. Quindi è uno studio importantissimo questo. E adesso quello che noi stiamo facendo è cercare di trovare terapie, di parlare di malattie rare, perché effettivamente, come ho detto prima, molti pazienti hanno diagnosi sbagliate e quindi non sanno di avere una malattia, sottostante. La dissecazione dell'aorta è una cosa chirurgica, un dramma, a volte si muore per la dissecazione aortica, però a volte non si va a fondo di perché questa persona ha una dissecazione aortica, perché molto spesso la dissecazione aortica è un problema di tipo o di una crescita eccessiva o di un'alterazione locale o di un problema di tipo di placche e cose di questo tipo che dissecano con il passare del sangue nell'aorta, che è un tubo molto grande, dissecano la parete, però sottostante può esserci una malattia di Marfan. Ad esempio un'altra malattia è quella della morte improvvisa proprio dei calciatori. Un professore di Padova molto importante ha scoperto una malattia che dà un arresto cardiaco improvviso.
Sì, il gruppo di Nava. E quindi ecco, loro hanno fatto degli studi proprio su cuori di pazienti che sono morti improvvisamente e sono riusciti a dare il nome a questa malattia. Quindi è lo studio che ci aiuta molto, insomma, anche a dirimere un po' queste casistiche. Quella è un'altra malattia, che è una malattia metabolica dovuta a un difetto di sintesi del colesterolo e degli acidi biliari. Poi c'è stata un'altra forma, diciamo, di malattia improvvisa da sindrome del cutilungo, sempre cardiaca, quindi la morte del lattante improvvisa ha più di una patologia, non è solo cardiaca come invece è quella dello sportivo che crolla in campo, che ha la sindrome di Brugada o la sindrome, diciamo, di genetica muscolare cardiaca specifica. Quindi sì, è importante anche studiare questo tipo di patologie, di perché la gente purtroppo muore o ha dei problemi che, ad esempio, per dire, stavo leggendo stamattina sul giornale di un personaggio sportivo che ha avuto un ictus a 35 anni. Noi siamo abituati a vedere queste patologie di ictus a 35-40 anni, cosa che è superiore all'età di 70 di solito un ictus, o infarti in quarantenni, quindi giovani, in una malattia molto a me nota, cioè la malattia di Fabry, è una malattia lisosomiale che causa un accumulo appunto di una sostanza tossica e che causa ictus giovanili e infarti giovanili. Stiamo creando degli screening anche per popolazioni a rischio, cioè il fatto che uno abbia una patologia fuori età adesso è studiata proprio per malattie rare, e nell'ospedale mio ho dato ordine che a tutti quanti quelli che hanno un ictus sotto una certa età o un infarto sotto una certa età si faccia un tipo di diagnostica. Quindi abbiamo dei pacchetti di screening non solo per i neonati ma anche per i pazienti che hanno dei segni, dei sintomi particolari fuori tempo massimo o tempo minimo, a seconda. Sì, prego. La paleogenetica, questa nuova scienza, sì, che io conosco da pochi anni, aiuta in queste ricerche? Beh, quella che sto facendo adesso, nel senso che ci sono fortunatamente, e questo tipo di cose, ad esempio quella del Neolitico, eccetera, proprio l'ho vista leggendo le riviste di paleogenetica, è fondamentale. Si stava parlando prima con la collega del mascheron di Santa Maria Formosa, no? Cioè, ecco, il mascheron di Santa Maria Formosa è sicuramente una patologia di von Recklinghausen, che è una patologia, diciamo, che dà dei tumori nei plessi neurologici, la famosa malattia dell'uomo elefante, che ha fatto anche un film su questo. Ecco, quindi è importante che la paleogenetica entri nell'uso comune della medicina, cioè non deve essere soltanto all'interno dell'archeologia, ma fortunatamente ci sono delle riviste specializzate, quindi che anche lei ha visto, soprattutto degli autori inglesi, perché gli inglesi sono particolarmente attenti su questo e che stanno diventando, per noi che lavoriamo nelle malattie rare, una fonte incredibile di informazione. Ecco, c'è un'altra domanda. Buonasera, la ringrazio. Buonasera. Per la presentazione. Io volevo chiederle se una persona che ha già familiarità con alcune malattie importanti può privatamente, tipo libera professione, chiedere uno screening e come funziona in questo senso. Ma insomma, perché deve andare privatamente? Nel senso che dipende dal tipo di malattia, ovviamente. Come ho detto, ci sono delle malattie nel 70% genetiche e un 30% non sono genetiche, quindi bisogna vedere se effettivamente la malattia che è stata vista in famiglia è una malattia ereditaria o no, intanto. Perché se è ereditaria, allora bisogna richiedere una consulenza genetica da un genetista e il genetista calcola il rischio.
quindi il rischio è tanto maggiore quanto più vicina rispetto al caso indice è la parentela, è tanto più distante fino ad arrivare ad un rischio della popolazione normale se la parentela è distante, no? E insomma il suo medico di base può richiedere una consulenza genetica, ci vorrà un po' di tempo perché diciamo sono consulenze che hanno una lista di attesa molto lunga, anche di un paio d'anni, però diciamo a seconda del tipo di malattia diciamo viene anche facilmente calcolato il rischio di poter avere o no questa malattia, e quindi anche i tempi di attesa possono essere più o meno lunghi, perché se c'è un'urgenza effettivamente poi si cerca di andare in urgenza. Se uno volesse fare qualcosa in privato è uno svenamento, perché questi test costano un botto di soldi, migliaia e migliaia di euro all'uno. Quindi diciamo, ecco, quello che è importante è cercare intanto di avere un confronto genetico, una consulenza genetica, sapere qual è il proprio rischio, vedere di che tipo di malattia si tratta. Ci sono malattie, diciamo, per le quali c'è anche già un protocollo. C'è la malattia di Huntington, che è una malattia dominante che colpisce soltanto soggetti dopo 40 anni, ma tutti quelli che hanno il gene vengono colpiti. Se c'è nella famiglia deve essere portata all'interno di un protocollo ben preciso che implica anche diciamo psicologi eccetera, perché sono malattie per le quali a volte la comunicazione porta anche al suicidio, quindi bisogna stare un po' attenti a quello che si cerca, e quindi è sempre bene essere accompagnati da un medico. Grazie mille.